160 anni di Gambrinus, lo storico caffè di Napoli ha conosciuto fasti e momenti difficili. Ora affronta la sfida di riconquistare il ruolo di salotto culturale della città. Lo storico caffè Gambrinus di Napoli compie 160 anni, frequentato da intellettuali, artisti e persino da sovrani, è meta imprescindibile per tanti viaggiatori. Ha superato anche momenti difficili come la chiusura durante gli ultimi anni del fascismo e ora affronta la ripartenza dopo lo stop per la pandemia. Il servizio di Luigi Carbone. Da 160 anni il Gran Caffè Gambrinus di Napoli è il luogo dove si celebra l'arte dell'incontro. Frequentato da re e regine, scrittori e musicisti, artisti e diplomatici, filosofi e capi di Stato, è tappa obbligata per i turisti senza perdere però l'anima di salotto culturale della città. Ai suoi tavoli hanno conversato e degustato dolci Oscar Wilde ed Ernest Hemingway, la principessa Sissi, D'Annunzio e Marinetti. Matilde Serao ha presentato qui Il Mattino, fondato con il marito Edoardo Scarfoglio, Jean-Paul Sartre, scritto i suoi appunti napoletani. Nelle sale del caffè dibattevano animati o scherzavano sferzanti i protagonisti della cultura partenopea, Roberto Bracco e Benedetto Croce, Salvatore Di Giacomo e Ferdinando Russo. Affacciato su Piazza Plebiscito, alla vigilia dell'Unità d'Italia, nasce come Gran Caffè per iniziativa del commerciante Vincenzo Apuzzo. Dai napoletani viene chiamato Caffè delle Sette Porte e la sua fama per la pasticceria e la gelateria sopraffine si diffonde presto in tutta Italia. Nel 1890 assume il nome di Gambrinus e grazie alla ristrutturazione promossa dall'imprenditore Mariano Vacca si trasforma in uno scrigno d'arte con i marmi, gli stucchi dorati, i bassorilievi e i dipinti che lo rendono un gioiello Liberty. Cuore mondano della città, in una vita così lunga non sono mancati periodi bui e tribolati. Nel 1938 viene chiuso perché considerato luogo di ritrovo degli antifascisti. Una parte dei suoi locali si trasforma addirittura in una filiale del Banco di Napoli. Il rilancio non è immediato, solo agli inizi degli anni 70, grazie alla caparbietà di Michele Sergio, il Gambrinus recupera le sue sale e viene ristrutturato tornando agli antichi fasti. Da anni sono i figli, Arturo e Antonio, insieme a Massimiliano Rosati, a curare e gestire il caffè che fa parte dei locali storici d'Italia. Ora festeggia, pur in tempo di coronavirus, lo storico traguardo dei 160 anni. Il locale coniuga l'anima calda, mediterranea e solidale, cui è stata recuperata la tradizione del caffè sospeso, pagato a beneficio di un estraneo, e quella nordica, fin dal nome del locale Gambrinus, leggendario re delle Fiandre, patrono della birra. Perché Gambrinus? Che Gambrinus è stato il primo bar napoletano dove si vendeva la birra. Tanti presidenti della Repubblica che hanno gustato il caffè spesso il primo giorno dell'anno. A Capodanno 2002, battesimo della nuova moneta, Ciampi spende qui i primi euro di un capo dello Stato quando si avvia alla cassa. E diceva, no Presidente, no, glielo devo offrire io, No, lui dice, no, lo voglio pagare. E facevamo questa tiritea. A un certo punto lui dice, no, mi voglio spendere i primi euro in assoluti da voi pagandomi un buon caffè. E io insistevo ancora, ma no Presidente, non me lo posso permettere. Poi ebbe un momento di lucidità e disse, momento, questa è storia. E tesi la mano per pigliarmi io i soldi, per non farli andare nella cassa. Allora lui mi diede un pezzo da 2 e un pezzo da 1. Feeling immediato anche con Papa Francesco durante la colazione del 21 marzo 2015. Vedi, il Papa ha bevuto quella tazzina grande e dopo aver preso il primo caffè ne ha voluto un altro perché gli è piaciuto tanto. A volte intellettuali o stelle dello spettacolo passano di qui senza la pretesa di essere accolti. Una sera, qualche anno fa, stavo nel bar, camminavo qui e questo qua, in questa vetrina qua, noi avevamo dei gelati. A un certo punto mi sono trovato un signore con un gelato in mano, così, mangiava il gelato e guardava i gelati. E un cappelletto messo così, la cosa mi incuriosì, dico guarda che se sta mangiando il gelato e guarda il gelato. Era una posizione, una postura alquanto strana e io mi fermai a debita distanza per capire chi fosse. Quando lui si girò per andare via mi accorse che era Woody Allen. La musica resta una delle anime del Gambrinus che dista a pochi passi dal Teatro San Carlo. E ancora oggi
quando il San Carlo ha delle rappresentazioni, noi siamo soliti incontrare tenori o maestri d'orchestra che si ripassano la tonalità oppure studiano uno spartito. Quindi quello che succedeva più di 100 anni fa succede ancora adesso. Su questo pianoforte circa 10 anni fa Andrea Bocelli ci ha suonato. Ha fatto una composizione, un CD di Natale, e in quell'occasione volle inserire in quel CD 9 pezzi di canzoni napoletane e venne a registrarlo qui su questo pianoforte. In tempi di pandemia gli auguri, numerosi e illustri per i 160 anni, sono arrivati via social, con la convinzione di ritrovarsi presto a conversare davanti a un buon caffè. Il Gambrinus nella sua lunga vita è passato da 2 guerre mondiali, da terremoti, epidemie, colera, e ne è uscito sempre insieme alla città di Napoli vittorioso.